Buon pomeriggio da Santa Maria degli Angeli, ben ritrovati in questa seconda giornata del torneo nazionale Alberto Mura. Siamo oggi sul Ring B, Enrico da Cirno che vi saluta e vi dà un ben ritrovato. Quest'anno, come avete avuto modo di vedere ieri, la formula del torneo Alberto Mura è round robin e quindi tutti contro tutti. In questa maniera i pugili che vengono selezionati dalla CTN fanno almeno tre incontri, quindi è un sistema migliore per far fare attività a tutti quanti i pugili, i giovani pugili. È un momento per diciamo mettersi in vetrina sotto gli occhi dell'osservatore azzurro, il maestro Carmine Cirillo, che sostiene praticamente sostiene l'attività della nazionale youth con Francesco Damiani, quindi è qui per vedere proprio questi ragazzi che probabilmente oltre l'attività ordinaria hanno bisogno di realizzare anche questo processo di visibilità e di ricerca del talento. Siamo già al primo incontro sul Ring B, vi ricordo le altre categorie le potete vedere sulla finestra del Ring A del canale ufficiale della Federazione Pugilistica Italiana. Il primo match è arbitrato dalla signora Silvia Corradi. All'angolo rosso c'è dalla Sardegna Mattia Pisano, all'angolo blu Felix Olaru del Veneto. Felix Olaru della pugilistica Verona Ruga, mentre invece Mattia Pisano è della Dynamic Center Line della Sardegna. Primo incontro, questa è categoria junior, quindi 3 riprese da 2 minuti. Prima ripresa proprio all'insegna subito della vivacità, un primo round che ha visto diciamo per gran parte dall'inizio una maggiore attività da parte di Mattia Pisano. Credo che questa prima ripresa possa essere assegnata al pugile all'angolo rosso, però attenzione perché di questo Felix Olaru ci hanno parlato molto bene, quindi probabile che diciamo nelle altre 2 riprese possa ribaltare l'andamento di questo match. I giudici sono il signor Volpin, il signor De Palma, il signor Lagala, il signore Zaimi e il signor Alessandro Golino. Inizia la seconda ripresa con Pisano che subito corre verso il centro del ring.
Olaru sta cercando subito di muovere i colpi. Adesso c'è un avvertimento a Mattia Pisano che non deve colpire con l'interno del guantone. Prova Mattia Pisano a ordinare il match, però Olaru fa molta attività. Adesso c'è sull'attacco di Olaru c'è stato questo colpo di Mattia Pisano. Probabilmente non era un colpo che meritava conteggio, però così ha deciso la signora Corradi. A me non è sembrato un colpo che fosse, diciamo, molto potente, incisivo, anche perché il pugile che l'ha subito, Olaru in questo caso, era pienamente diciamo, reattivo. Ha difficoltà ovviamente ad accorciare il pugile veneto. Il pugile sardo sta lavorando molto molto bene con questi colpi lunghi. Adesso c'è un richiamo per testa bassa ad Olaru, avvertimento anche per Pisano. Vedete che adesso sta ragionando meglio Olaru, però sicuramente abbiamo visto un bel inizio molto veemente di Olaru. Quel colpo e quel conteggio sicuramente hanno condizionato il giovanissimo pugile veronese, che continua ad andare avanti, prende qualche colpo, finisce anche questa seconda ripresa, e anche in questa seconda ripresa dobbiamo dire che al di là della veemenza, della goliardia da parte di Olaru, è stato sempre Pisano che ha saputo mettere i colpi più significativi, ha fatto valere il suo maggiore allungo, per cui un secondo round dove si legittima il vantaggio del primo da parte di Pisano Mattia, che adesso con 2 riprese a favore, secondo il mio punto di vista, è già lanciato verso la vittoria. Ricordo che in effetti viene stilata la classifica dopo i 3 match, quindi domani avremo i vincitori per categoria e ci sarà anche, diciamo, la cerimonia di premiazione con il vincitore di questo torneo Mura per le varie categorie, che sono junior e youth. È iniziata intanto la terza ripresa, sempre con Pisano che gestisce dalla distanza, vedete, allunga bene i colpi. Grande coraggio da parte di Olaru, che sa benissimo che per accorciare deve prendere qualche rischio, qualche colpo. Bel caratterino quello di Olaru, che forse in questo match è stato penalizzato dalla differenza di statura nei confronti di Pisano. Gli cede oltre 20 centimetri, soprattutto braccia lunghe. Vedete come nonostante tutto pressa l'avversario, gli va incontro, mette i colpi, ma subisce sempre, diciamo, questo primo colpo di sbarramento. Poi Pisano è bravo a replicare mettendo anche il doppio colpo. Vedete questo sinistro in avanti, viene chiamato anche il destro dall'angolo. Ancora un avvertimento per testa bassa per Pisano. Inspiegabilmente comunque questo atteggiamento ad abbassare la testa, però sicuramente vedete come ha una bella qualità nel impostare il colpo lungo. Nel momento in cui però riesce a fermarlo Olaru, non perde di vista il suo avversario, lo pressa con continuità, ma è bravo anche Mattia Pisano, che con questi colpi lunghi riesce quasi sempre a chiudere a suo favore l'azione. Suona il gong, finisce anche questa terza ripresa. Un
questa terza ripresa secondo me qualche cosina in più l'ha fatta Olaru, però forse non è bastata quella che secondo me è una vittoria parziale in questa ripresa per il pugile veneto. Aveva sicuramente già accumulato un vantaggio cospicuo Pisano, però complimenti ad Olaru perché ha tenuto fino alla terza ripresa, ha pressato sempre il 46 kg veronese. Mattia Pisano ha costruito la sua vittoria. Aspettiamo il verdetto perché non è facile la smentita. Ecco il momento del verdetto. Quindi vince Mattia Pisano, ha condotto due eccellenti riprese, poi sul finale Olaru forse aveva più fiato, più energie. Bravo, comunque bravi tutti.